partecipanti a questo premio Concord Rock: 1 Zimmerman, Vincenzo Pisquoglio; 2 Zar degli Ulivi, Davide Cangiano; 3 Zairon, Andrea Farolfi; 4 Zumbabi, Roberto Andraghetti; 5 Zolabad, Maurizio Chelis; e Zaccheo del Ronco, Alessandro Gocciadoro. In seconda fila, ma intanto vediamo che probabilmente problemi ancora per ci sembra il numero 2 che rimane indietro, non ne vuole sapere di andare dietro l'Autostar. Comunque stavolta la partenza è valida. 7 Zeniate Lux, Antonio Greppi; 8 Zitto Zitto GSO, Roberto Vecchione; 9 Zipris, Antonio Di Nardo. Rimane al palo Zar degli Ulivi. Stacco della macchina, veloce Zairon, l'errore rabbioso Numero di Zolabad. 5 Zolabad, Poi squalificato. Ronco, quale rientra Zumbabi. L'errore di Zaccheo del Ronco sulla curva, che si rimette però al volo. Si rimette al volo l'allievo di Alessandro, ma rompe ancora e quindi incorrerà Numero probabilmente nella 6 squalifica. Zaccheo del Ronco, squalificato. Quindi in vantaggio col lancio veemente Zairon, che se l'è un po' presa, addirittura 13,7 i primi 200. Vediamo il paletto dei 400, sono passati ancora in decelerazione, ma 28,2 viene fuori. Zumbabi in seconda posizione, poi Zimmerman e via via tutti gli altri. Arriviamo al paletto dei 600 metri, passato dall'allievo di Andrea Sarzetto in 43,6, ora però un po' rallentato Andrea Farolfi, 15,4 la curva. Passaggio davanti alle tribune, Zairon con un paio di lunghezze su Zumbabi, poi Zimmerman affiancato da Zipris e l'altra pariglia formata da Zeniata Lux e Zitto Zitto GSO. 58,2 il giro, 14,6 ancora qui davanti alle tribune. Va di gas il figlio di Daghera Pid, sempre Zumbabi che ora si sta riavvicinando, prova all'esterno anche Zipris, paletto del chilometro in 1.13.2 con Zairon, ancora Tony col comando. Zumbabi si avvicina, poi Zimmerman affiancata da Zipris, Zitto Zitto GSO che accenna alla terza ruota, poi Zaniate a Lux, retta di là, passata ancora dal figlio di Daghera Pid in 15 secco. Ora si va più piano, non è più... C'è l'errore intanto di Zumbabi che era lì dietro ai due, quindi numero è 4 Zipris che va Zumbabi all'attacco squalificato. di Zairon, che si... Numero che ha una piccola incertezza, ma 8 cerca di Zitto Zitto riprendersi. Poi GSO ancora Zimmerman e Zeniata squalificato. Zucca, rotto anche Zitto Zitto, sono rimasti praticamente in 4 con Zipris che sembra avere le energie migliori. Ci prova Zeniate a Lux, ma ormai Zipris ha preso vantaggio decisivo e viene a vincere su Zeniate a Lux Zairon e Zimmerman. 1.14,5 parziale al contrario, 31,1 la retta d'arrivo, ma l'ha portata a casa Zipris, il figlio di Varen, di Gennaro Casillo per la scuderia Opitergium. Antonio Di Nardo in sulchi. In percorso al largo viene a vincere Zipris. Vediamo Zairon che aveva affievolito lo spunto dopo il primo giro. Ale. Poi è finita bene anche Zeniata Lux con Antonio Greppi che ha colto un buon secondo posto. La quota in chiusura per Zipris di 4,33.